Danni ingentissimi in fase di quantificazione per la tromba d'aria e nubifragio con forte grandine e un vento di una forza spaventosa superiore ai 120 km/h, quello abbattutisi nel Veneto la notte scorsa, interessando particolarmente le province di Venezia, Treviso e Vicenza. Oltre 350 le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco, di cui 150 nel solo veneziano. Fortunatamente nessun ferito, anche se il fortunale ha di Velpi abbattuto alberi anche secolari, pali in cemento armato, piante e rami, capannoni e tetti di abitazioni, gravi danni alle colture, specie vigneti e alle piantagioni di mais. È il Porto Gruarese la zona più fortemente colpita e danneggiata. Abbiamo molti vigneti e sono stati fortemente danneggiati e quello è un danno che si ripercuote anche negli anni a venire, perché quando c'è una grandinata sul mais sei fregato un anno, se c'è una grandinata sul vigneto sei fregato per 3 anni. La fotografia di quanto accaduto è rappresentata da questa desolante immagine, ovvero quel che resta della storica quercia di Villanova di Fossalta di Portogruaro, classificata con tanto di decreto anni 60 come monumento nazionale con i suoi 700 anni di vita. Un dispiacere enorme per tutta la comunità e non soltanto. Situazione critica a Gruaro, Concordia Sagittaria, None Veneto e Pramaggiore, dove la viabilità, specie lungo la Triestina, è stata modificata per liberare la strada dagli alberi divelti e caduti. Perché c'erano degli alberi che erano caduti su strade provinciali e anche sulla strada statale, di conseguenza alcune strade erano bloccate, e quindi è un lavoro che è impegnativo e quindi credo che sia opportuno non ostacolare l'opera di chi come i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile stanno lavorando molto bene in queste ore. Danni anche nella zona attorno allo stadio e nel piccolo borgo di Sant'Agnese, lungo l'asse stradale occluso da piante e alberi, e specie ai giardini privati, come accaduto all'ex deputato e sottosegretario Paolo Scarpa, svegliato all'alba dalla sua cagnolina che gli ha fatto da sentinella. Era uno scenario agghiacciante da day after, dice oggi. Un danno certamente economico, ma direi che a questo punto è secondario. Il danno principale è il dolore infinito che procura a me e immagino a tutti gli altri come me vedere un giardino nel quale sei cresciuto, nel quale hai giocato da bambino, nel quale sei venuto neosposo tanti anni fa purtroppo, nel quale hai visto crescere le tue figlie, giocare i tuoi cani, vederlo distrutto.